Puttifiga è riconosciuta per l'arte del muraiolo, ovvero l'arte della lavorazione della pietra a mano, la pietra presa dai campi e lavorata prevalentemente a scalpello, tolta dai massi con la mazza da diverse calibrature, diversi pesi, per realizzare poi questo tipo di lavorazione, quindi il finto secco, dove non si vede neanche il cemento, si utilizza la faccia della pietra. Ogni pietra ha una faccia, quindi bisogna essere comunque pronti a capire subito qual è la faccia della pietra posizionata in modo da cucire e costruire il mosaico. Questa è la tipica lavorazione comunque del nostro paese, che si tramanda da secoli, dai tempi di Tanca Serra da Samuro, quando chiudevano i muri a secco, proprio le chiudende, quindi un muraiolo da una parte, un muraiolo dall'altra, facevano i muri di sezione 50-60 cm e posizionavano le pietre nella cassa a ritiro, in modo che il muro si tenesse uno con l'altro. Questa è l'arte più conosciuta in Sardegna, anche in altre varie regioni d'Italia, però in Sardegna diciamo che è il giardino mediterraneo dove si conservano ancora i muri in pietra. Vedete, questo è il metodo di lavorazione della pietra: si squadra, si lavora bene con lo scalpello Invidia oppure col martello a piccozza, si prepara la pietra, si tolgono diverse punte, quindi si scalza e poi si inizia a costruire il muro. Si prende la pietra piccola che c'è dietro e si mette comunque per bloccarlo, quindi le scaglie. Vedete anche qua il collega che sta lavorando. Allora, questo è lo stesso procedimento: si prende, si taglia, ogni tanto qualcuna si rompe, ma ci vuole molta pazienza e comunque bisogna essere concentrati, perché ognuno poi ha la sua mano nel posizionare e costruire. Ok, ci siamo quasi, via, e questa è messa. Voi vedete, bisogna sempre andare in giro a cercarle, tipo questa, la faccia è questa qua. Allora si prende e si lavora così. E si passa tutto il giorno così a parlare con le pietre, che alla fine è anche un massaggio. Queste si mettono dietro a cassa, poi se ci vuole qualche scaglia qui si prende o si cerca o si rompe qualche altro pezzo, tipo questo, e voilà, il gioco è fatto. Ok, poi si procede sempre a scalare. Qua si squadra. Questa vuole toccata. Voilà. Questo è sempre dietro.